buongiorno, benvenuti alla nostra diretta. Siamo anche oggi in edizione straordinaria per informarvi su quello che sta succedendo in Veneto con l'emergenza coronavirus. Come sempre la parte più interessante della giornata arriverà fra poco, più interessante dal punto di vista delle notizie ovviamente, perché alle 12:30 saremo collegati con la sede della Protezione Civile di Marghera, dove il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia farà il punto della situazione, ovvero ci dirà quali sono i dati epidemiologici delle ultime ore. Verranno probabilmente fornite informazioni molto utili per la ripresa, per questo Veneto che riparte e ha bisogno di ripartire dopo troppe settimane di stop. Quindi fra 3/4 d'ora in conferenza stampa avremo le ultime novità da Luca Zaia. Prima di andare a sentire, a rivedere, a vedere le novità di giornata, andiamo a dare un occhio insieme agli ultimi dati disponibili sull'emergenza coronavirus, che sono quelli del report di ieri sera alle ore 17. Sono gli ultimi perché fra poco, fra mezz'ora, 3/4 d'ora arriveranno quelli nuovi e sapremo quindi l'evoluzione dell'emergenza coronavirus. In questo momento a ieri sera c'erano solo, ci piacerebbe poter dire solo, ma bisognerà aspettare qualche altro giorno, 1949 casi positivi in Veneto. Sono più 2 rispetto all'ultima rilevazione. Il numero complessivo dei casi in Veneto dall'inizio dell'emergenza ammonta quindi a 19.127, 15.275 sono i negativizzati virologici, mentre le persone che hanno perso la vita in ospedale sono 1.903 dall'inizio dell'emergenza. Ricordiamo che questo dato vale sia per gli ospedali, per le case di riposo e altre strutture extra ospedaliere. In isolamento domiciliare ci sono 2.142 persone in questo momento. Andiamo a vedere la seconda parte della tabella, che è molto molto interessante perché ci fa capire la situazione all'interno delle strutture ospedaliere del Veneto. Vedete, ci sono tutte. Poi questi dati li trovate già sulla nostra pagina Facebook, sul nostro canale Telegram, c'è tutto quello che vi serve, potete scaricarli, stamparli, leggerli con tutta calma. Vediamo che ieri sera in Veneto c'erano 414 persone ricoverate. Vi ricordiamo che il numero era molto più alto solo qualche settimana fa, stavamo parlando di cifre decisamente diverse. E di queste 139 sono ancora positive al coronavirus e 275 non sono più positive al coronavirus, quindi si sono negativizzate, i successivi tamponi sono negativi. 32 persone in terapia intensiva, questa è un'ottima informazione, solo 7 le terapie intensive impegnate da persone positive al coronavirus, 25 quelle impegnate con persone non più positive al coronavirus. Abbiamo 1370, vedete, questo è il numero dei decessi negli ospedali dall'inizio dell'emergenza, e abbiamo meno 9 rispetto al giorno prima di ricoverati, meno 2 di terapie intensive e 4 decessi in più. Questi erano i dati dalla regione. Sono importantissimi perché la curva, la discesa verso quota zero non è molto ripida, però è ormai decisa da tempo, si va in quella direzione. C'era il timore che a una settimana, una decina di giorni dalle riaperture del 18 maggio e anche rispetto alle riaperture precedenti ci fosse un'impennata dei casi, dei contagi. Così non è stato. Naturalmente con tutte le cautele e la scaramanzia del caso, vedremo anche oggi se questa curva proseguirà verso il basso oppure se ci saranno novità diverse. Il fatto che la curva si allenti ancora conferma che tutto quello che è stato fatto finora, soprattutto dai cittadini, da voi telespettatori, dalle persone che hanno usato le massime cautele nel periodo di emergenza, è stato fatto bene. Vedremo nelle prossime ore cosa dirà Zaia, cosa succederà in questo fine settimana e poi cosa riaprirà quindi da lunedì, perché il Veneto, l'abbiamo visto, riapre un pezzo alla volta. Giusto per fare il nostro riepilogo delle puntate precedenti, andiamo quindi a sentire cosa ha detto Zaia nell'ultimo punto stampa disponibile, nel quale si è parlato proprio di normalità. Non abbiamo avuto carichi nei ricoveri, questo è importante,
Non abbiamo avuto esplosioni nei contagiati. A 10 giorni esatti dalla vera e propria fase 2, dalla riapertura di molte attività, i dati sul contagio in Veneto sono incoraggianti. Dai tamponi effettuati non si registrano nuovi focolai. La quasi totalità sono positivizzazioni, tranne un paio di casi a onor del vero. Sono positivizzazioni di cluster, di vecchi focolai, di contesti di RSA. Da 20 giorni poi non si rilevano casi di positività tra il personale ospedaliero e a proposito di nosocomi anche per gli ospedali si entra a tutti gli effetti nella fase 2, ormai si va verso la normalizzazione del pregresso. La situazione delle riaperture è una situazione assolutamente che si sta andando verso la normalizzazione. Gli ospedali stanno andando più o meno tutti a regime. La Regione ha presentato 3 mini spot rivolti ai cittadini che illustrano le nuove modalità di accesso agli ospedali, ai pronto soccorso e alle attività ambulatoriali. Restano punti fermi l'uso delle mascherine e dei guanti e il distanziamento. Non è previsto un accompagnatore salvo in casi di disabili e minori. Per il pronto soccorso restano attivi il pre-triage e percorsi differenziati per casi Covid sospetti. Cambia un po' la filosofia di approccio. Intanto ormai da qualche settimana funziona che chiunque entri in ospedale per essere preso in carico, quindi nuovo degente, deve essere tamponato, quindi c'è il test e avete visto, viene considerato paziente Covid fino al momento in cui non arriva all'esito del test. Dal 15 giugno poi si dovrà rivedere anche il piano di monitoraggio della popolazione tramite screening che andrà ricalibrato in base ai dati epidemiologici. Zaia ha poi annunciato che entro il 1 giugno firmerà la nuova ordinanza. C'è la partita delle terme che stiamo ancora affinando, c'è la partita dei dispositivi e poi c'è tutta una serie di piccole partite che vanno assolutamente codificate con un'ordinanza. La stiamo già scrivendo, anzi potrei dire che è scritta all'80% per alcuni aspetti. Altro tema caldo, quello delle elezioni regionali. Nella notte c'è stata un'accesa videoconferenza tra i governatori delle 6 regioni che andranno al voto e il ministro Lamorgese. I presidenti hanno ribadito la richiesta di votare il prima possibile, istanza di cui lo stesso Zaia ha parlato nei giorni scorsi con il capo dello Stato Mattarella. Noi siamo convinti che la Costituzione non sia rispettata con questa modalità di convocazione delle urne. Nuovo capitolo poi nel botta e risposta a distanza con il professor Andrea Crisanti, che ha replicato ad un'intervista rilasciata dal presidente Zaia al Fatto Quotidiano. Il professor Crisanti è un'autorità. Se dopo è una colpa dire che la dottoressa Russo ha fatto il piano della cosa, che la professoressa Tacconelli si occupa delle malattie infettive, che la dottoressa De Silvestro si occupa del plasma, che il professor Navalesi si occupa dei malati in terapia intensiva, che Flor fa il direttore generale dell'azienda ospedaliera, che io faccio il presidente della regione, che la Lanzarin fa l'assessore alla sanità, questo è quello che vi dica. Infine il punto sul grande ospedale donato dal Qatar al Veneto. Al momento, ha spiegato il presidente Zaia, mancano i posti letto e le attrezzature. Io ho sollecitato i nostri di rimandare un'altra lettera perché quando io ho ricevuto la prima telefonata e mi ha detto c'è questa opportunità, ve lo regaliamo, mi hanno detto con i letti, con le terapie intensive, con i 500 posti, cioè chiavi in mano. Resta nel limbo in questa fase perché non ci possiamo portare a casa 5.000 metri quadrati di tendone vuoto. E proprio sulla nuova ordinanza ci sono delle novità che sono state un po' anticipate dal presidente Zaia durante alcune interviste con la stampa nazionale e che probabilmente verranno confermate oggi. Pare che, ma siamo in attesa di appunto conferme, si possa arrivare a un allentamento sull'uso delle mascherine nella prossima ordinanza regionale che dovrà arrivare gioco forza nel fine settimana per essere operativa dal 1° di giugno. Cercheremo di capire anche qui con i nostri collegamenti, con i nostri giornalisti, che tipo di allentamento potrebbe, ricordiamo il condizionale è d'obbligo, essere previsto dai prossimi giorni, cosa cambierà quindi per la vita quotidiana di ognuno di noi. Ci siamo abituati a mascherine, sanificanti, gel, guanti e tutto quello che ci è servito per superare quella fase dell'emergenza. Adesso stiamo andando verso una nuova fase e bisognerà che ci vengano date informazioni precise e importanti. Siamo certi che arriveranno, quindi la conferenza di stampa di Zaia che comincerà fra mezz'ora circa diventa ancora più importante perché ci saranno quasi certamente grosse novità. Ci sono grosse novità anche per quanto riguarda l'accesso alle strutture sanitarie. La Regione ha varato un piano di comunicazione. Vediamo per esempio cosa cambia nel pronto soccorso. La fase 2 prevede nuove norme di accesso alle strutture di pronto soccorso.
L'utente ha l'obbligo di indossare mascherina e guanti, assicurando di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro. Non è ammessa la presenza di accompagnatori all'interno del pronto soccorso, ad eccezione di disabili, minori, utenti fragili, non autosufficienti e persone con difficoltà linguistiche. I pronto soccorso in questa fase mantengono percorsi differenziati per i sospetti Covid e per gli accessi per altre patologie. Al fine di identificare e indirizzare verso un percorso separato i sospetti positivi al virus, rimane attivo il pre-triage. In questa fase di preaccettazione vengono verificate le condizioni di salute dell'utente in rapporto al Covid-19. In caso di sintomi come febbre, influenza, tosse e mal di gola o segni significativi di sospetta infezione respiratoria da Covid-19, il soggetto viene sottoposto a tampone nasofaringeo e accompagnato in spazi del pronto soccorso dedicati fino all'arrivo del referto del tampone. Qualora non fosse necessario trattenere il paziente in osservazione, lo stesso viene dimesso a domicilio. In caso di emergenza, che non consente perciò di attendere il referto del test, il paziente viene trattato come infetto e gestito con tutte le precauzioni del caso. Analogo approccio è previsto anche per le persone che giungono al pronto soccorso in ambulanza, con la variante che il pre-triage va fatto al momento e sul luogo del soccorso. Al termine dell'iter diagnostico per Covid, il soggetto può venire ricoverato o, se le condizioni lo permettono, dimesso a domicilio. Questo era lo spot che la Regione Veneto ha creato per informare i cittadini su come cambiano gli accessi alla sanità regionale. Poi vi faremo vedere anche gli altri che riguardano gli ospedali e le attività ambulatoriali. Adesso però stiamo sul versante sanitario, perché la Croce Rossa italiana ha fatto partire un'operazione di screening che si basa sul contatto telefonico e ci sono delle novità. Un protocollo d'intesa tra Croce Rossa Italiana, Istat e Ministero della Salute per un'indagine statistica di sieroprevalenza di Covid-19 nella popolazione italiana su tutto il territorio. Il progetto, che parte in questi giorni, vede interessato anche il comprensorio bassanese, 585 le persone selezionate. Si farà un questionario rapidissimo sul stili di vita, sui sintomi eventualmente che hanno intercorso in questo periodo e sul luogo esattamente di residenza, e successivamente verrà concordato l'appuntamento nelle 3 sedi che sono state destinate per i punti prelievo appunto del sangue. I nostri volontari in questi giorni stanno contattando queste 585 persone dal numero 06 55 10 17 10 e sul telefono verrà fuori che il telefonata da Roma, in verità per motivi tecnici la chiamata verrà effettuata dal territorio. Dunque, se vi compare sul display del telefono il numero 06 55 10 17 10, non chiudete la comunicazione, potreste essere tra le 585 persone del Bassanese selezionate per questa importante indagine. La Croce Rossa Italiana non è uno stalker, non è una televendita, ma è appunto un numero che queste persone possono aiutare oltre a se stesse, perché dopo ovviamente i risultati del test sierologico avranno la possibilità di averli tramite la Regione Veneto, ma anche proprio per capire più possibile il Covid e quindi combatterlo in maniera efficace. Questa era anche un'informazione di servizio, dato che in questo periodo capita a volte di ricevere telefonate di promozioni e altro genere che non riguardano invece questa importantissima attività di screening. Avete visto, il numero è quello, se sarete contattati si può rispondere, poi si può accettare o meno, però ricordiamo che è un'operazione della Croce Rossa, del Ministero della Sanità, e può essere importante per scoprire nuove informazioni sul coronavirus. Noi ora facciamo una brevissima pausa, state con noi, ci rivediamo fra pochissimo.
Buongiorno, bentornati alla nostra diretta, siamo in edizione straordinaria anche oggi per informarvi su quello che succede in Veneto con il coronavirus, ma anche con quello che sta cambiando in Veneto verso la fine, possiamo dire, speriamo, di questa emergenza coronavirus. Abbiamo visto nei giorni scorsi, siamo riusciti a coprire con i nostri servizi gran parte dei temi delle cosiddette riaperture, e abbiamo parlato di tantissimi settori, abbiamo parlato del commercio, della ristorazione, delle aziende, siamo andati a cercare tutte le notizie su come è cambiato il mondo in questi giorni e su come cambierà ancora. Adesso noi stiamo cercando di metterci in contatto con il nostro Federico Fusetti, che è a Padova, è in centro a Padova, e ci racconta un po' come stanno andando le cose in quella città, che ricordiamo è per molti motivi il centro, uno dei centri di questa emergenza, da una parte dal punto di vista sanitario, perché ricordiamo che tra l'altro anche il professor Crisanti fa sede a Padova, quindi la parte virologica, epidemiologica è molto importante su Padova. Dall'altra, Padova è una città vivissima che ha tantissime attività, che vive di commercio, di turismo, di impresa, e sta subendo grossi cambiamenti. Vediamo che abbiamo qualche piccolo problema con Federico Fusetti dal punto di vista tecnico, quindi noi andiamo a vedere un altro degli spot che la Regione ha creato per questo nuovo inizio. Andiamo a vedere come cambiano e come cambieranno le attività ambulatoriali nei nostri ospedali. Accesso alle attività ambulatoriali. Le strutture ospedaliere della Regione Veneto riattivano le attività sanitarie ordinarie. Durante questa fase sono previsti accessi regolati solo per prestazioni urgenti e programmate, in cui i pazienti continuano ad avere l'obbligo di indossare guanti e mascherine. Ci si potrà presentare solo 15 minuti prima della visita, mantenendo gli uni dagli altri la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro. L'ingresso in struttura, oltre a prevedere la misura della temperatura corporea, non ammette la presenza di accompagnatore, eccezion fatta per minori, disabili, utenti fragili, non autosufficienti e persone con difficoltà linguistiche. Per le visite di controllo, ove possibile, sono privilegiate le modalità a distanza mediante telefono, videochiamata, videoconferenza. Le prenotazioni per visite specialistiche ed esami diagnostici antecedenti la fase 1, rimaste dunque in sospeso, saranno rivalutate dai medici di medicina generale dei pazienti. L'utente in questa fase non dovrà fare nessuna ulteriore richiesta. La riprogrammazione delle visite verrà presa in carico dalla struttura sanitaria. In caso di conferma della priorità, i pazienti verranno ricontattati per fissare un appuntamento. Per le nuove prenotazioni di visite ed esami specialistici sarà possibile recarsi agli sportelli, ma per evitare assembramenti e lunghe attese si raccomanda l'utilizzo della prenotazione telefonica oppure online. Riprende l'attività chirurgica ordinaria, gli utenti potranno sottoporsi a interventi chirurgici programmati in ordine di priorità nei giorni immediatamente precedenti il ricovero. I pazienti saranno testati con tampone nasofaringeo per Covid ed eventualmente eseguiranno una radiografia del torace. In assenza di sintomatologia clinica, i soggetti accederanno all'intervento chirurgico come pazienti no Covid. I casi pediatrici e le donne in gravidanza non eseguiranno l'RX torace ed accederanno in sala operatoria solo a fronte di tampone nasofaringeo e visita medica negativi per Covid. Tutti i pazienti ricoverati saranno sottoposti preventivamente a tampone. Per i ricoveri programmati questo viene fatto su appuntamento nei giorni immediatamente precedenti alla degenza. Per i ricoveri d'urgenza il tampone viene ugualmente eseguito e il paziente, fino all'esito, viene considerato a prescindere un caso sospetto e trattenuto in un'area dedicata. Saranno possibili le visite ai pazienti ricoverati limitatamente ai familiari, con il vincolo di una sola persona per paziente e nel rispetto delle generali norme sul distanziamento e sull'utilizzo dei dispositivi di protezione.
Allora, questo era cosa cambia, il video della Regione su quanto e cosa cambia per quanto riguarda le attività ambulatoriali. Adesso, dopo, insomma, ci sta nella diretta avere qualche problema di natura tecnica, soprattutto con Skype, soprattutto in questo periodo in cui la rete è ancora presa d'assalto dal punto di vista della richiesta di dati da chi vuole comunicare con le persone care, i vicini, gli amici, e quindi non è semplicissimo fare delle dirette. Noi siamo riusciti a farla. Abbiamo Federico Fusetti collegato con noi, siamo in centro storico a Padova. Federico, buongiorno. Cosa succede oggi a Padova quindi? Sì, buongiorno a te. Mi sono messo in questa posizione un po' strategica perché volevo raccontarvi cos'è accaduto qui, tutto a distanza di 50 metri da un evento all'altro. Allora, intanto alle mie spalle, ecco, vedete là in fondo c'è il Caffè Pedrocchi, un po' più in là Piazza Garibaldi, e lì ci sono fino alle 13 i medici specializzanti che protestano perché ancora una volta ci sarà un concorso che non avrà posti per tutti per la specializzazione. In pratica ci saranno circa 10.000 medici laureati in Italia che non troveranno posto perché non troveranno una borsa di studio per la loro specializzazione, quindi sono preoccupatissimi. Il concorso è il 22 di settembre, quindi la speranza è che per quella data venga aumentato il numero di posti a disposizione, che tutti possano avere la possibilità di specializzarsi, altrimenti veramente sarà un problema. Loro chiedono anche che insomma ci sia una ristrutturazione del sistema e quindi che non si vada ogni anno a caccia di posti da elemosinare, ma che sia una cosa definitiva. Poi se mi giro, ecco, qui c'è Palazzo Moroni, quindi la sede del comune, in fondo c'è il cortile, e qui invece fino a pochi minuti fa c'era una protesta di alcuni migranti che abitano in una casa d'accoglienza nel quartiere Arcella. La casa deve essere chiusa e loro temono di rimanere a piedi, quindi poi stasera vi mostreremo le immagini, avevano allestito proprio un accampamento con tanto di tende, striscioni eccetera all'interno del cortile di Palazzo Moroni, quello che vedete lì dietro di me, e c'è stato un incontro con l'amministrazione. Pare insomma che si possa raggiungere un accordo e quindi che l'amministrazione si muova insieme ad altre associazioni per garantire a queste persone un tetto, insomma un'accoglienza. Quindi direi che è andata a buon fine proprio questa protesta pacifica, presente anche il prefetto. E queste diciamo due delle cose che sono accadute. Poi qui non ci sono più, ma proprio qui dietro di me c'erano 2 auto che sono state donate da una concessionaria padovana diciamo al comune, ma in realtà insomma Padova 2020, quindi capitale del volontariato, per aiutare i volontari a muoversi in questo periodo di emergenza Covid, magari per consegnare a domicilio i farmaci, la spesa e altre necessità prioritarie. Quindi queste auto sono state presentate, donate o adesso forse prestate, non so dirti il termine preciso, poi mi informerò meglio, può darsi che siano state cedute per questo periodo. Non ho altro da farti vedere se non che adesso mi muovo di là, cioè dietro di me ci muoveremo a piedi Federico Cibotto per andare a riprendere l'auto, perché fra mezz'ora invece verrà presentata la nuova mobilità Covid del Comune di Padova, quindi un nuovo sistema che prevede sia piste preferenziali sia mezzi di spostamento, biciclette e altro, che verranno messi a disposizione proprio per l'emergenza Covid. Federico, ecco, vedi, da qui 360 gradi e 4 notizie. Federico, allora intanto complimenti perché hai trovato un posto da cui veramente si può vedere tutto quello che succede, almeno per oggi, in centro a Padova. Prima di lasciarti andare ti chiediamo però, Padova, almeno da quello che vediamo alle tue spalle, sembra tornata la vita, il movimento, insomma, magari non c'è il movimento di studenti che c'era di solito, però Padova è al 90% di quello che siamo abituati a vedere. Sì, giusta la tua osservazione, università chiusa. Ecco, guarda, già che ci siamo ti mostro anche il cortile del Bo, quindi dell'università in realtà è aperto, quindi si può accedere per visitarlo, però lezioni ovviamente sospese, quindi è vero mancano gli studenti, ma per il resto direi molta gente a passeggio, negozi aperti e soprattutto, commentavamo proprio con Federico Cibotto, quasi tutti con la mascherina regolarmente diciamo indossata. Sì, qualche naso fuori c'è,
però insomma direi che il 90% delle persone rispetta bene la regola, anche perché evidentemente c'è senso civico e voglia di proteggere se stessi e gli altri. Allora, grazie Federico, grazie Ciao. anche a Federico Cibotto, li lasciamo ai loro impegni odierni, ci sono tante notizie da Padova, ce ne sono sempre state tante anche durante il lockdown, ma adesso vediamo che Padova torna alla vita anche dal punto di vista delle polemiche, delle manifestazioni, delle richieste, delle istanze dei cittadini, delle categorie. Abbiamo visto questa mattina, poi vedremo i servizi nei nostri telegiornali di questa sera, in pochi minuti 2 manifestazioni di protesta, quindi Padova anche da questo punto di vista sta tornando alla normalità, sta tornando alla vita. Abbiamo visto una città molto educata sotto il versante dell'uso delle mascherine. Vedremo, ripetiamo, fra un quarto d'ora cosa ci dirà Zaia dell'uso delle mascherine dalla settimana prossima. Noi invece andiamo a vedere l'ultimo blocco di questa nuova comunicazione che la Regione ha instaurato per spiegare ai cittadini e anche a voi telespettatori come cambia la sanità nella fase 2. Quindi vediamo adesso cosa cambia nell'accesso agli ospedali. Le strutture sanitarie regionali tornano gradualmente alla normale attività. La riapertura avverrà per fasi e con nuove regole di accesso ai servizi, al fine di limitare le possibilità di contagio ed evitare assembramenti. L'accesso alle strutture sanitarie deve avvenire previa prenotazione, sia per le prestazioni sanitarie che per quelle amministrative, privilegiando le attività da remoto, al fine di garantire un accesso in condizioni di sicurezza igienico-sanitaria. L'ingresso in ospedale è consentito solo per reali situazioni di necessità. All'entrata, l'utente troverà un luogo in cui verranno verificate le motivazioni dell'accesso e accertato l'utilizzo di guanti e mascherine. Tutti gli ingressi saranno presidiati da personale sanitario che verificherà la temperatura corporea di chi si presenta. In caso di valori oltre i 37,5 gradi centigradi, l'utente dovrà tornare a casa, oppure, per prestazioni sanitarie indifferibili, dovrà accedere secondo le modalità definite dalla singola struttura sanitaria. In caso di coda, gli utenti in attesa dovranno mantenere la distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro. Non sarà consentito l'ingresso di accompagnatori, fatta eccezione per minori, disabili o comunque non autosufficienti, persone fragili in genere o con difficoltà linguistiche. Al fine di evitare assembramenti, gli utenti potranno accedere all'ospedale con un anticipo di massimo 15 minuti rispetto all'orario del loro appuntamento. In tutti i locali delle strutture sanitarie va assicurata una distanza fra le persone di almeno 1 metro, specie negli spazi comuni. La Regione Veneto raccomanda infine la necessità di ridurre al minimo la permanenza negli spazi ristretti, come ascensori, servizi igienici, antibagno. Quindi tutte informazioni molto importanti che noi stiamo già caricando sui nostri social, le vedrete su Facebook, le potete già vedere anche sul canale Telegram per poterle poi rivedere con calma e capire cosa cambia e cosa cambierà nella nostra sanità da qui al futuro. Parliamo sempre di sanità perché è stato dimesso dal San Bortolo l'ultimo paziente ricoverato per Covid in terapia intensiva. Noi siamo andati là a fare il punto con il primario su questi difficilissimi 3 mesi. Ospedale San Bortolo Vicenza, si torna alla normalità dopo 3 mesi vissuti intensamente con un'escalation di pazienti ricoverati, sale operatori che diventano terapie intensive, tour de force di medici ed infermieri. Arriva un'ulteriore buona notizia. L'ultimo paziente ricoverato in rianimazione per Covid-19 è stato dimesso dal reparto, ma non va ancora a casa. È stato trasferito in alta intensità della pneumologia con un'insufficienza respiratoria però ancora presente, permanente, non più grave come nel lungo periodo che è stato presso di noi, ma presente. Covid-19 infatti può lasciare strascichi importanti, se non addirittura cronici, soprattutto se i danni ai polmoni sono stati importanti. L'organismo risponde con fibrosi, con cercare di guarire le cicatrizzazioni, con cicatrizzare quello che è il danno, ma ciò comporta una perdita di funzionalità polmonare. E chi ha avuto infezioni gravi come in questo tipo verosimilmente avremo successivamente dei problemi legati all'insufficienza respiratoria cronica.
Tutto dipende insomma da quanto e come ha colpito il virus e da quale è stata la risposta del nostro organismo. 3 mesi in cui le terapie intensive di Punto in Bianco hanno visto raddoppiare e triplicare i pazienti in una corsa alla riorganizzazione tra protocolli e step di attivazione, arrivando ad avere 50 terapie intensive a Vicenza pronte per far fronte alla pandemia. Nella realtà vicentina abbiamo avuto molti casi, ma non c'è stato quell'ondata che tutti avevamo paura, quei venti dall'ovest che portassero il virus in quantità importante. Fondamentale ancora una volta la rete sociosanitaria sul territorio che ha evitato l'accesso incontrollato in ospedale. Il sistema ha retto, ma rimane l'incognita di ottobre. Meglio però non pensarci che torni, perché un altro periodo così è meglio evitarlo. Adesso mettiamo da parte per un attimo le notizie sanitarie, le notizie proprio sul coronavirus, vediamo i corollari della fine del lockdown. Siamo andati per esempio a Bassano del Grappa, in centro storico, a sentire un po' il polso delle persone dopo le riaperture. Si riapre e finalmente si possono anche tornare ai piccoli piaceri. Lei per esempio cosa le è mancato di più e cosa sta facendo? Allora, oggi per me è una giornata, un giorno di cassa integrazione che ho deciso di passare facendo una giornata all'insegna del sole, della bellezza del paesaggio, così. Il caffè è sicuramente un piacere. Riscoperto tra l'altro il piacere del caffè al bar. Era una cosa che le mancava in questo periodo? Assolutamente sì. Io sono la titolare della cosa, quindi a me è mancato il lavoro, punto, e basta. Cioè, se devo essere sincera, perché i pensieri sono stati tanti e non sono finiti. Andare in giro con i bambini e prendere l'aria pulita, che questo qua è mancato adesso, questi momenti qua. Prendere, fare il giro con i bambini e vedere il Bassano, che è bella Bassano. A me personalmente è mancato di più poter andare via in bicicletta, quindi a correre con la bicicletta nelle nostre colline, che è splendido. Mi sono mancate di più le amicizie, le compagnie, per quello sì. Adesso vedi, sto chiacchierando con questa signora pur di parlare con qualcuno. 10 anni che ci conosciamo, vero? Ero abituato a attraversare il ponte e arrivare fino in Angarano e a fare 2 passi così, e purtroppo questo ci è mancato un po' a tutti. E siccome sono ancora a casa da lavoro, per fare un po' di movimento vado via in bicicletta ecco. Mi è mancato tanto l'aria aperta, il passeggiare, il poter uscire con il cane liberamente, questo sì. Cosa rappresenta per lei questa passeggiata? Ma un momento di serenità, di pace, di armonia, di star bene. Piccoli grandi piaceri della vita, che in questo caso erano dei bassanesi, ma pensiamo che possano essere condivisi anche da tantissime altre persone. Noi facciamo una brevissima pausa, torniamo fra poco, perché fra un po' comincia la conferenza stampa di Luca Zaia. Buongiorno, bentornati alla nostra diretta. Siamo in edizione straordinaria anche oggi per informarvi su quello che sta succedendo in Veneto con l'emergenza coronavirus. Noi stiamo aspettando l'arrivo del Presidente del Veneto Luca Zaia nella sede della Protezione Civile di Marghera, dove anche oggi, come succede da settimane ormai, il Governatore darà tutte le informazioni sull'epidemia, sull'emergenza coronavirus, sui dati soprattutto che sono molto attesi, perché è importantissimo capire quanto e come si muove la curva dei contagi, ma soprattutto quella delle dimissioni dagli ospedali, dalle terapie intensive degli ospedali del Veneto, di pazienti affetti da coronavirus. Poi sentiremo le novità, perché sappiamo che è in arrivo un'altra ordinanza regionale che potrebbe essere molto molto importante, perché potrebbe dare ulteriori aperture rispetto a quello che è successo con gli ultimi provvedimenti della regione. Prima di andare avanti però vi leggiamo una nota, un lancio di agenzia che è appena arrivato, che riguarda in questo caso la statale Alemagna e gli interventi dell'ANAS, perché nonostante sia in ballo lo spostamento delle Olimpiadi, dei mondiali
di sci di Cortina dal 2021 all'anno successivo a causa dell'emergenza. Proseguono i lavori di messa in sicurezza e soprattutto di ampliamento della statale 51 che, ricordiamo, per chi conosce la montagna veneta, insomma è l'unica arteria che permette di raggiungere molte aree del Bellunese, delle terre alte del Bellunese. L'ANAS sostiene, conferma di aver consegnato i lavori per quanto riguarda i territori comunali di Longarone e Borca di Cadore. Quindi si apriranno a brevissimo nuovi cantieri in queste due aree che chi bazzica da quelle parti lo sa per esperienza personale, possono rappresentare delle strozzature, dei colli di bottiglia in cui la viabilità diventa un pochino troppo caotica nei fine settimana e in occasione di eventi importanti. Quindi vediamo, il Veneto non si ferma mai, anche sul versante della viabilità, anche sul versante di quelle che sono le iniziative organizzate per il futuro più o meno immediato, questo non lo sappiamo ancora, si porta avanti tutto quanto. Sappiamo dalle notizie che ci arrivano che in questo fine settimana, che rappresenta un'altra boccata di ossigeno per i veneti, per le città, riapriranno altri musei, riapriranno altri, come si può dire, altre situazioni legate al turismo, riapriranno mura medievali, riaprirà un po' tutto, visto che il blocco della mobilità è ormai tolto. Pare che dal 3 giugno si possa arrivare, dobbiamo ancora capire come, a una mobilità anche fra regioni, Lombardia compresa, perché si parla anche di questa possibilità. Ne sapremo di più dalla conferenza stampa di Luca Zaia, che comincerà fra un minuto circa, quindi state con noi perché oggi è giornata di importanti notizie dalla sede della Protezione Civile di Marghera. Noi vi ricordiamo che anche gli ultimi dati che abbiamo visto nei giorni scorsi seguivano in pratica la curva di cui si è parlato nelle ultime settimane, con ulteriori pazienti dimessi dagli ospedali. Abbiamo visto che restano pochissime, vi diciamo il numero esatto, restano in questo momento in Veneto solo 7 posti di terapia intensiva impegnati con pazienti positivi al coronavirus, quindi sono davvero pochissime. Sono ancora 25 quelle impegnate con pazienti negativizzati, ovvero con persone che, pur essendo state positive al coronavirus, ai successivi tamponi non risultano più positive, per un totale di 32. Ricordiamoci i dati di qualche settimana fa, se volete andarli a vedere li trovate tutti sulla nostra pagina Facebook e sul nostro canale Telegram, potete metterli a confronto e vedere quanto sono scesi questi numeri che sono così importanti per capire l'evoluzione dell'emergenza coronavirus in Veneto. Un altro numero importante è quello dei ricoverati, perché sono 414 le persone attualmente ricoverate negli ospedali del Veneto, di cui 139 positive al coronavirus. Questi dati li metteremo a confronto con quelli che Luca Zaia fornirà fra poco meno di un minuto, quindi state collegati, state qui con noi, e per chi non dovesse avere la TV disponibile, tutta la conferenza stampa di Zaia è visibile anche in streaming sulla nostra pagina Facebook e sulla pagina reteveneta.it. Abbiamo anche i dati che riguardano le strutture territoriali, quindi gli ospedali cosiddetti di comunità. Si va dal Bellunese, Belluno, Agordo, Auronzo, fino alla provincia di Verona, Marostica, Montagnana, Campo San Piero. Anche questo è un dato che possiamo mettere a vostra disposizione nelle prossime ore. Vediamo che il totale dei ricoverati era di sole 57 persone, di cui 13 positive, 44 già negativizzate. I dimessi in queste strutture sono 280 dall'inizio dell'emergenza, e purtroppo va segnalato anche il numero dei decessi all'interno di queste strutture ospedaliere, che è di 38 dall'inizio dell'emergenza. In questo momento moltissime di queste strutture sono, possiamo dire, covid free, come si usa di questi tempi, e altre invece hanno numeri ancora
non importanti, però insomma ci sono alcuni pazienti ricoverati, vediamo per esempio ce ne sono 5 a Marostica, ce ne sono 4 a Vittorio Veneto, e rispetto all'ultimo periodo insomma ce ne sono comunque davvero molto pochi. È arrivato Luca Zaia, ve lasciamo al governatore. Siamo in ritardo? 2 minuti, scusate per il ritardo, ma volevamo concludere l'ordinanza, quindi intanto grazie per essere qui, buongiorno a tutti, un saluto a tutti coloro che sono collegati da casa e passerei subito al bollettino e dopodiché abbiamo un paio di informazioni, 2 saluti, qualche compleanno e via. C'è un signore che fa 100 anni, è la nostra storia, 645.427 tamponi, sono 13.303 in più rispetto a ieri. Vi ricordo che questi sono i tamponi processati. Le persone in isolamento scendono, a vista d'occhio siamo a 1.834, sono 308 in meno rispetto a ieri. Il numero di positivi è 19.134, i ricoverati sono 411, meno 15, vi ricordo che di questi i positivi sono 137. Scusa Presidente, i positivi... 137 su 411. Sì, ma dei 19.134... Sì, prego. Più 9, sì scusami, più 9. Terapie intensive 31, sono meno 3, quindi abbiamo 31 pazienti, però i Covid in terapia intensiva sono solo 7. Quindi dei 31, 7 sono Covid, il resto sono malati negativizzati che sono entrati come Covid ma non lo sono più. I dimessi sono 3.349, sono più 13. I morti in totale, purtroppo abbiamo passato il fatidico 1906, più 8. Anche qui vedo spesso i raffronti, purtroppo con i morti regione per regione, però il raffronto deve essere fatto in base alla popolazione perché l'incidenza, cioè il numero assoluto non dice nulla. Se fate il raffronto in base alla popolazione cambia di tanto la tabella, no? Morti in ospedale 1373, sono 7. I nati sono 76. Allora, vi dico 2 cose prima di parlare dell'ordinanza. Abbiamo dei bimbi che ci scrivono e abbiamo Gioia Martini di 7 anni e Sofia Martini di 4. Oggi Sofia fa 5 anni. Ci hanno mandato, guardate, queste bimbe ci hanno mandato la donazione, sono 2 euro. E poi ha fatto tutta una serie di... E quindi la ringraziamo. Ci ha fatto tutti i chupa chups a farfalle. Li metteremo nella mostra anche questi, quindi ringraziamo queste 2 bimbe e facciamo gli auguri di buon compleanno. E poi c'era un signore che volevo salutare, che ci ha scritto, e forse Federico sa dov'è la carta, vabbè, dopo la troveremo. Eccolo qua. Riccardo, il signor Riccardo Mattei di Verona, che oggi fa 100 anni, ci ha scritto e quindi lo volevamo salutare e ovviamente fare gli auguri di buon compleanno. Detto questo, passato queste 2 informazioni, ne ho approfittato, scusate perché erano 2 compleanni su 2 persone che peraltro ci hanno scritto,
una bimba di 5 anni che ha fatto una donazione di 2 euro e assieme alla sorellina a questo signore di 100 anni, vi dico che oggi noi presentiamo l'ordinanza che scadrà il 15, c'è l'avvocato Botteon poi a disposizione per eventuali delucidazioni, è un'ordinanza ricognitoria, vi ricordo che la nostra ordinanza scade lunedì, il primo, anzi scade domenica sera perché lunedì è il primo, dal primo entra in vigore appunto questa ordinanza, fa chiarezza su alcuni punti, riprende linee guida, voi dite ma perché riallegate le linee guida? Perché alcune linee guida sono state modificate, migliorate in virtù anche del lavoro che hanno fatto gli assessori, l'assessore Lanzarini, l'assessore Bottacci, e quindi è un'ordinanza che ha delle novità, lo vedrete sul fronte delle terme, sul fronte anche dei centri estivi, poi vi spiegherò perché, e poi altre novità che adesso io direi che senza star qui a parlare molto vi do lettura e ci capiamo subito. Allora, scade il 15, quindi scade in contemporanea con il DPCM. E ve la diamo, il testo ve lo diamo alla volta delle 3-4 del pomeriggio, ce l'abbiamo già, stiamo facendo un paio di verifiche su alcuni aspetti, ma insomma il testo c'è già tutto, è quello che vi dico. Spostamenti individuali. Nel territorio regionale è fatto obbligo di usare le mascherine nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, cioè negozi, quando vai al bar o altre robe, ovviamente poi ti togli la mascherina se devi consumare. E all'esterno in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza tra i non conviventi, cioè della serie all'esterno voi così potete stare 1 metro oltre 1 metro senza mascherina, se no dovete avere la mascherina, il che vuol dire che con questa parte non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto di 6 anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina, ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. Allora, questo punto è quello che dice che non ci sarà più l'obbligo della mascherina dal 1° di giugno, ovvero la mascherina la porto nei luoghi chiusi. L'esempio classico nel rispetto delle linee guida è il negozio. Tu entri in negozio e entri con la mascherina, entri al supermercato, entri con la mascherina, oppure te la metti se c'è un assembramento, cioè che so, vai in un posto dove ci sono all'aperto più persone che so in coda all'ufficio postale, ti metti la mascherina perché è un assembramento, a meno che non ci sia il distanziamento sociale. Sono fatte salve le specifiche disposizioni relative e determinate sono fatte salve le specifiche e determinate dalle attività economiche e sociali come disciplinate dalle linee di indirizzo allegate alla presente ordinanza. Ci sono tutta una serie di attività, pensate all'accordo sindacale o quant'altro, che vanno a normare l'uso della mascherina, ma al cittadino interessa sapere che da lunedì la mascherina la porti nei luoghi chiusi e nei luoghi aperti quando hai assembramenti, punto. Che vuol dire che se vai a camminare non la porti, tanto per dirla in soldoni. In teoria, se incroci qualcuno, deve averla pronta, perché non è che puoi stare lì a parlare con una o più persone, magari incontri i tuoi amici, vicini di casa, in mezzo ai campi. In teoria bisognerebbe mettersi, anzi indossare la mascherina nel momento in cui hai il contatto. Nello spostamento in autoveicoli si applicano le disposizioni relative al luogo di lavoro. Se lo spostamento avviene nell'ambito dell'attività lavorativa, sapete che c'è l'accordo sindacale. Negli altri casi, cioè tutti noi cittadini quando andiamo in auto, o si sta in auto a distanza di 1 metro, quindi non si usa la mascherina, oppure si usa la mascherina e uno si siede dove vuole, a fianco al guidatore, dietro, davanti, dove vuole. C'è da dire che se nell'auto ci sono conviventi, mascherina non serve. Voi queste robe le sapete, perdonatemi se le ripeto, ma tanti cittadini ce lo chiedono. Quindi in auto, se sei con la tua famiglia, non ti serve la mascherina. Se in auto c'è anche un solo estraneo alla famiglia, tutti devono portare la mascherina. Sono vietati gli assembramenti in area pubblica o aperta al pubblico tra i non conviventi. Voi dite, ma cosa ha scritto Zaia? Abbiamo scritto indirettamente che nell'area privata uno può finalmente organizzarsi la grigliata. Ovviamente, se non sono conviventi,
l'assembramento deve essere regolato dal fatto che ci sia un minimo di cura, di salvaguardia, insomma, cioè non è che uno può organizzare una festa e portarsi in mezzo paese perché è finito il lockdown, cioè, stiamo sempre parlando il principio che abbiamo voluto portare a casa è quello del ristorante. Al ristorante vai con 10 persone al tavolo, ti siedi e c'è la possibilità di mangiare assieme, non è che ti tieni la mascherina, diciamo anche in casa se uno organizza, ovviamente mantenendo sempre il tema dell'igiene e tutte le storie che sapete. Attività economiche e sociali. Dal 3 di giugno, perché dal 3? Dall'1? È un refuso questo. Dal 1 giugno le attività economiche e sociali di seguito indicate sono svolte in conformità alle linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive approvate il 25 maggio. In soldoni. Ristorazione. Ogni tipo di esercizio di somministrazione bevande e alimenti, quali ristoranti, trattorie, bar, pizzerie, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie e altre partite, anche se collocate ad esempio all'interno di stabilimenti balneari o in centri commerciali, nonché per l'attività di catering. Gli stabilimenti balneari e spiagge, attrezzature, strutture ricettive, servizi alla persona, c'è tutto l'elenco, è inutile che ve lo legga, palestre, piscine eccetera, per le quali noi alleghiamo le linee guida. Le alleghiamo perché in alcuni casi sono migliorative, anzi scusate, se sono modificate sono solo migliorative e quindi gli operatori possono andare per curiosità o per necessità andare a vedersi le linee guida e dire beh, non serve più quel distanziamento, non mi serve più i guanti nel negozio di abbigliamento perché basta l'igiene e così via. Quindi abbiamo allegato per tutti i settori merceologici. Ovviamente abbiamo messo dentro i circoli culturali, la formazione eccetera. Ecco qui. In caso di approvazione da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di schede aggiornate o di nuove schede, le stesse sono vincolanti a partire dalla data di pubblicazione sul sito della Regione con specifica indicazione dalla data di decorrenza. Cioè diciamo, attenzione che le schede si sono modificate in senso migliorativo, hanno meno impatto sulle attività, quindi sono valide perché le pubblichiamo e le alleghiamo qui. Altro punto, le attività non specificatamente disciplinate dalle linee guida di cui al punto precedente sono svolte nel rispetto delle linee guida regionali o nazionali relative alle attività analoghe. E questo dopo magari so che l'avvocato voleva spiegare questo. Ah sì, adesso lo avrei detto, grazie. Scusate? No, non volevamo interrompere, sì. Presidente, ma magari sulle attività meteorologiche segnalare quali sono le sì, adesso ve lo segnalo. Sì, scusate, adesso ve lo segnalo. Un attimo solo. Le novità quali sono? Detta sta premessa, riportate le linee guida che valgono per attività già aperte, ma eventualmente con linee guida modificate, ci sono queste. Le strutture termali e centro benessere, quindi si risolve con questa ordinanza. Questa ordinanza ha come caposaldo la mascherina che non si usa più, i centri termali e i centri benessere che abbiamo risolto e quindi si possono aprire dal 1 di giugno. E poi ovviamente dal 1 di giugno i servizi per bambini e adolescenti si svolgono nel rispetto della relativa scheda di cui all'allegato. Insomma, ve la faccio breve. Anche qui abbiamo risolto un vulnus del DPCM, ovvero so che molti dei centri estivi ci stanno ascoltando. Pensate alla piscina che partirà lunedì col centro estivo per i bimbi, piuttosto che quei privati che hanno i capannoni, hanno le strutture per ricevere i bimbi per i giochi, eccetera. C'era un vulnus nel DPCM e molti comuni giustamente dicevano dovete mandarci un progetto, un piano, noi lo validiamo, poi lo mandiamo all'ULSS e poi avanti così. Qua abbiamo risolto il problema, chi ha la gestione del centro, il privato, manda una scheda che alleghiamo al comune e gli dice guarda io ti informo che faccio questo, punto. E per l'ULSS stessa roba, perché noi diciamo ti impegni ad applicare le linee guida, non serve che veniamo lì a fare la visita e a aumentare in scartoffie. È una visione molto semplificata di quello che è, perché abbiamo la certezza che chi apre si impegna per iscritto ad applicare le linee guida.
è inutile che facciamo il secondo giro di controllo, anche perché dall'altro abbiamo i genitori che sono informati, che comunque sono, diciamo, fra virgolette, in senso positivo, controparte, no? Cioè, vedono se portano il bimbo in una struttura organizzata o non organizzata, l'igiene, le scarpe, il distanziamento, il numero di operatori. Anche perché i genitori sono chiamati a firmare una scheda, a sottoscrivere una scheda tra il gestore e il genitore. Quindi noi oggi in questa ordinanza leghiamo due schede. La scheda del gestore che scrive al comune e dice guarda che io sto facendo questo, grazie, stammi bene. 2, una scheda, vediamo proprio il modulo, per cui non c'è neanche la fatica di andare a capire cosa scrivere, il modulo classico da compilare. La scheda tra gestore e singolo genitore, dove ovviamente poi vi facciamo vedere anche le due schede. Infine, si assume la responsabilità. sì, ovviamente, preso atto del fatto che il gestore applica le linee guida, c'è tutte queste robe. Fra l'altro abbiamo un sacco di prenotazioni, devo dire, nel senso che ci sono un sacco di strutture che sono ormai full di prenotazioni già per la prossima settimana. Sono esenti da questi gli 0-3, dai 0 anni ai 3 anni non riusciamo, guardate, io potevo anche aspettare altre 24 ore, però per i gestori è un guaio portare un'ordinanza il sabato, perché poi trovano i municipi chiusi. Allora oggi abbiamo deciso di farla. Se dovesse sbloccarsi la 03, faccio un'ordinanza ad hoc per la 03. Devo dire che l'assessore Lanzarin questa mattina, alla luce di queste due schede e del fatto della semplificazione in ordinanza, ha già scritto a tutti i sindaci dicendo guardate, vi mettiamo nelle condizioni di non avere più problemi e responsabilità, sappiate che ci sarà un'ordinanza, c'è un'ordinanza firma, ma di fatto c'è, che vi esenta da fare tutta questa validazione del progetto, e quindi abbiamo anche, come si può dire, creato una sorta di tranquillità e sicurezza per le amministrazioni. Per quanto riguarda poi, in conformità alle indicazioni del Ministero della Salute, la formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro, anche questo è un punto che era irrisolto, è possibile in presenza anche per quanto riguarda la parte pratica dei corsi nel rispetto delle disposizioni di prevenzione del contagio operanti nella singola, manca una virgola, azienda. E quindi questo è il tema della formazione per la sicurezza sul lavoro che era sospesa e quindi oggi noi la ripristiniamo. Poi ce n'è un'altra che vogliamo chiarire una volta per tutte, questa storia degli ombrelloni. A parziale modifica della scheda relativa alle attività degli stabilimenti balneari, la superficie minima dell'ombrellone è 12 metri quadrati. Perché a parziale modifica? Perché abbiamo fatto le linee guida nazionali che prevedono 10 metri quadrati. Ma perché le abbiamo fatte di 10 metri quadrati? Perché abbiamo delle situazioni come la Liguria, che non ha delle spiagge profonde, ha grosse difficoltà e comunemente anche quei 10 metri quadrati si può salvaguardare la sicurezza. Abbiamo fatto un accordo tra Gentiluomini nell'Alto Adriatico per mettere i 12 metri quadrati. Ormai il 90% ha già messo gli ombrelloni a 12 metri. Mi viene detta notizia che c'è qualcuno che dice ma visto che sei a 10 mi ridurie, perché noi non abbiamo mai avuti a 10 gli ombrelloni. Io dico va bene tutto, ma non è che possiamo... ci sono spiagge che ce li hanno, penso Bibbione penso abbia 15 metri quadrati di default ante coronavirus. Nessuno ha chiesto Bibbione di metterli a 10, ma c'è qualcuno in giro in qualche spiaggia e dice io quasi quasi, visto che è 10, ci metto 2 file in più. No. E allora a questo punto adotto io il 12, così non c'è più discussione e tutti il 99% che hanno già piantato gli ombrelloni a 12 metri quadrati sono tranquilli perché non avranno qualcuno che gli spiegherà, che magari gli possa spiegare che hanno sbagliato. Nelle strutture residenziali, altro punto fondamentale, sociosanitarie, si applicano relativamente ad accoglienza di nuovi ospiti e all'accesso dei familiari, visitatori e di altro personale, le linee di indirizzo. Adottiamo l'ordinanza per l'apertura delle case di riposo e la messa e la presa in carico di nuovi ospiti. Quindi fondamentalmente questa ordinanza, poi ci sono disposizioni finali che evito di dirvi, fondamentalmente questa ordinanza
lo dico ai cittadini che ci ascoltano, dice alcune cose che sono novità. La prima, non si utilizzano più le mascherine obbligatoriamente, ma solo nei luoghi chiusi e dove c'è assembramento all'aperto. Cioè se uno andasse alla sagra, adesso si fa la sagra, deve mettersi la mascherina se ci fosse una sagra, però abbiamo i mercati aperti, quindi al mercato ti metti la mascherina per l'assembramento, e quindi ci hanno capito, tante signore mi scrivono cosa faccio, mascherina. 2. Le case di riposo, altro aspetto fondamentale di questa ordinanza, apriamo le case di riposo con delle linee guida sia per l'ingresso dei visitatori sia per la presa in carico degli ospiti. Ovviamente, qui lo devo ribadire e sottolineare, alle case di riposo che hanno gestione autonoma, noi diciamo questa è l'ordinanza, puoi decidere da qui in giù, non in su. Queste sono le linee minime di applicazione. Se dopodiché volete restringere, potete restringere fino al punto di non aprire, perché capite che noi non possiamo prevaricare la responsabilità, cioè diciamo la potestà giuridica che ha il gestore della casa di riposo. Però nell'ottica della sanità pubblica l'assessore Lanzarin ha fatto un ottimo lavoro su queste linee guida e porta fuori questo. Terzo aspetto fondamentale, qualificante, perdonate lo dico che è la novità, le terme. Cioè qui si sblocca un casino che non era ormai i nostri gestori avevano le lacrime i giorni scorsi, perché sbloccare la partita delle piscine termali, delle spa e di tutta la partita dell'offerta termale che fosse extra LEA, diciamo extra sanitaria, era fondamentale, perché comunque le terme sono un circuito importante da un punto di vista economico. Abbiamo messo i 12, se volete segnarvelo, i 12 metri quadrati dell'ombrellone, e poi io sottolineerei questo aspetto dei centri estivi di assoluta semplificazione, con la domanda la comunicazione da inviare al comune, che è una scheda precompilata che uno la fa, penso 3 minuti a farla grande, ve la leghiamo, oggi pomeriggio ce l'avete, e l'accordo, sempre che si compila in 3 minuti, tra genitore e gestore. Io passerei la parola a voi ragazzi, poi c'è l'avvocato Botteone a disposizione, lasciateci il tempo un'altra oretta, un paio di ore che la sistemiamo. Capita. Bene, chi comincia? Dotato, poi Vanzani. Ciao Filippo. Poi Zernaro. Buongiorno Presidente. In effetti ci sono vari punti, poi magari anche i colleghi faranno delle richieste in dettaglio. Io chiedo questo, per quanto riguarda le terme, c'era il problema irrisolto delle saune e dei bagni turchi. Restano sospesi? Solo se sono, come si dice in italiano, cioè in camera, quindi utilizzo individuale. Cioè non collettivo, c'è solo questo limite nelle linee guida. Per il resto, guardate, i nostri gestori sono felici di queste linee guida e devo dire che le abbiamo costruite fianco a fianco con loro, con le loro associazioni e sentendo gli operatori. Ecco, per quanto riguarda i centri estivi, parliamo di centri estivi, non materni, asili, unicamente centri estivi. Parliamo di centri estivi che possono essere erogati anche dalle strutture delle scuole materne che decidono di aprire per dare questo servizio. Il centro estivo in generale, insomma. Considerate che siamo, ecco una roba che non vi ho detto, anche perché in ordinanza ce l'abbiamo messa, questa è 3-17, dai 3 anni ai 17. Quindi da 3 a 17, perché il 03 resta in sospeso. Siamo in attesa del governo. C'era un altro punto. Prego. Ecco, per quanto riguardava invece gli ombrelloni, 12 metri quadrati ombrellone. Il minimo per ombrellone. Tipo un 4x3 per capire, 4 sulla fila, 3 tra le file o viceversa.
ci sono altri aggiornamenti sulla spiaggia? No, guardate, le spiagge a onor del vero ormai sono a posto, cioè manca solo i turisti e il resto che abbiamo fatto tutto. Cioè, non abbiamo tolto la misurazione della temperatura, se dopo uno la fare la fa, ma abbiamo sistemato tutto il tema del distanziamento sociale, abbiamo risolto il problema dell'uso della mascherina. Qualcuno voleva anche normare, vi ricordo che le prime linee guida normavano anche come fare il bagno, cioè sembravamo a questi livelli qui, non nostri ovviamente, e anche il tipo di sapone da utilizzare per la doccia c'era scritto. Ecco, un'ultima cosa, poi mi taccio, faceva un accenno al discorso dei guanti nei negozi? Sì, perché uno dei grandi dibattiti è il tema della sanificazione dei negozi e del fatto come si può dire, del contatto che c'è continuamente tra i clienti e gli indumenti che si vanno a indossare, a provare, eccetera. Allora c'era il tema di dire siano obbligatori i guanti, ma i guanti non si trovano, e dopo abbiamo anche capito, strada facendo, che i guanti se si trovano qualcuno non li cambia mai, se li porti una giornata è un casino. E quindi abbiamo introdotto la norma che prevede l'igienizzazione delle mani. Insomma, guardate, quella che noi ci mettiamo sulle mani è una soluzione idroalcolica. Se poi qualcuno non ce l'ha, a casa fa il 5% di varachina su un litro di acqua e garantisce la sterilità. O l'alcol, ma l'alcol brucia le mani, insomma. Quindi basta guanti e si usa sia. Questo è il problema. Se poi c'è un negozio che i guanti vuol darli ai suoi clienti, vale anche per i negozianti? Sì. Va bene, ok, grazie. Prego. Presidente, buongiorno. Buongiorno. Io ritornerei sui temi che ha trattato perché sono un po' delicati. Allora, terme, quindi esattamente quando un turista andava in un centro termale, si faceva il bagnetto, la piscina, poi sauna, bagno turco, quest'ultima parte non la può più fare. In questo momento no, però la sbloccheremo anche queste. Ma il problema qual è? Cioè, nel senso che abbiamo ancora il rischio contagio? È il tema dell'aerosol, perché se ci fosse un contagiato, un positivo asintomatico, immagino che uno non ci va 4 o 6 in sauna, no? E entra, noi sappiamo che abbiamo la possibilità di avere lo 0,6, 0,7 per 1000 che possa esserci, entra in sauna, si crea un aerosol, no? O nel bagno turco peggio ancora, perché lo veicola anche l'aerosol e quindi potrebbe contagiare quelli che sono dentro con lui, solo per questo motivo. Per quanto riguarda le case di riposo, voi ce le avevate già preannunciate alcuni giorni fa, era necessario metterlo nell'ordinanza? Sì. Però non è un ordine di apertura, se il gestore non vuole aprire non accetta nuovi ospiti. Le linee guida andavano recepite in questa maniera, okay. È troppo delicato per fare una semplice lettera. Ma rimane salvaguardata la libertà del gestore? C'è scritto. Perfetto. L'altra domanda sui centri estivi, lei dice che è fermo col governo, cosa manca per 0-3 anni? Abbiamo le linee guida fatte in accordo con le regioni, peraltro posso dire grazie a una battaglia che abbiamo fatto noi, adottate dalle regioni, perché siamo gli unici che aprono, vorrei ricordarvi, sono state adottate con un impegno che il governo le riconosca. Capite che stiamo parlando di bimbi da 0 a 3 anni, cioè onestamente io firmo di tutto, l'avete capito, ma non posso anche firmare un'ordinanza con linee guida 03 senza un minimo visto del Comitato Tecnico Scientifico dell'Istituto Superiore della Sanità. Quindi noi ci abbiamo pronte, basta che ci dicono ok, magari ve la trovate in ordinanza domani. Sì, ma con che ministro dovete parlare perché ve lo sblocchino? Cioè chi è? Dov'è l'ostacolo? C'è il ministro della famiglia che è il CTS. Il Comitato Tecnico Scientifico. Come si chiama? Simonetti? Bonetti. Che è il ministro della famiglia. Poi sapete che c'è stato tanto dibattito a livello nazionale tra ministri su questa partita qui. Zennaro. Buongiorno. Ciao. Buongiorno, tre domande, una di ordine generale. Allora, oggi è giovedì e lei diceva la settimana scorsa... Oggi è venerdì. Oggi è venerdì, lei diceva... Benvenuto nel club. Mica ho sbagliato sabato domenica, per cui non sei... Capita, le giornate sempre uguali. No, volevo dire, i dati non
almeno a quanto si vede, non si percepisce un ritorno o una nuova fiammata o segnali preoccupanti dai dati generali, diciamo, no? Questo fine settimana era quello di controllo rispetto alla prima apertura, mi sembrava di aver capito, giusto? Questo, volevo una sua valutazione su questo. Poi, per quanto riguarda gli asili, cioè i Grest, insomma dai 3 in su, mi segnalano dei genitori che c'è un po' di, confusione sui gruppetti dei bambini a 5, nel senso garantire che non ci siano il rapporto con l'operatore, con gli operatori, non riescono, ci sono delle scuole che dicono con questi numeri c'è questa cosa qua e poi invece con le mascherine secondo me se riassume meglio qual è la novità e come devono intenderla, perché è facile far casino. Vabbè, non volevo dire. Vabbè. No, guardate, allora sì, allora, per gli operatori dei centri estivi, guardate, sono linee guida che abbiamo fatto assieme a tutte le regioni, sono state adottate e questo è grazie all'impulso delle regioni, perché sennò non ne saremmo mai venuti fuori. I rapporti sono quelli, devo anche dire che c'è una miriade di operatori in Veneto che si sono già attrezzati, che stanno facendo. Ho delle segnalazioni da alcune scuole. Ma è comprensibile, cioè non è, capite che prima non avevamo parametri così restrittivi, però in questa fase che io considero di limbo, questo è quello che si è riusciti a fare. Credetemi che non c'era grande disponibilità, per voi avete seguito come me questa partita. Per quanto riguarda la mascherina, ai cittadini dico che oggi con la vecchia ordinanza è obbligatoria la mascherina, vuol dire che tu la porti dappertutto, vai in giro per strada, vai a passeggiare, guardi le vetrine nei negozi, vai per i campi, cioè oggi nell'ordinanza è previsto che la mascherina si indossa sempre qua. Dal lunedì la mascherina uno se la può tenere in tasca, anzi deve averla, e la indossa quando entra in un locale chiuso, va in un negozio, va al supermercato, va in farmacia, va dal falegname, insomma va dove va, e la tiene sempre pronta in caso di assembramenti, va in posta, deve fare la coda e vede che ci sono altre persone, va al supermercato, fuori dal supermercato la mette perché si incolonna con altre persone, tutto qua. Assembramenti, quanta gente è un assembramento? 10 persone, no. Assembramento è quando tu hai più persone e non ti garantiscono il droplet, 1 metro. E sui dati invece, i dati riferiti a giovedì, ai dati di ieri che vi danno tranquillità? Sì, guarda. Allora, l'assessore Bottecina, al quale do anche la parola, magari vi lascio alla fine se volete, però il modello, devo dire, stamattina lo vedevamo con l'assessore, devo dire che il modello che è stato fatto a fine febbraio, primi di marzo, si rivela quanto mai attuale. Vi ricordate, se voi andate a prendere le mie dichiarazioni, tanto è tutto ufficiale, è registrato, vi dicevamo sempre, avremmo gli ultimi pazienti ai primi di luglio, e il modello ce li sta di fatto conclamando e proiettando per i primi di luglio, gli ultimi pazienti. E se ci pensate in terapia intensiva, oggi abbiamo 7 pazienti Covid. E se ci pensate in ricovero abbiamo un poco più di 400 pazienti, divideti per 7 province, quindi si sta spegnendo, diciamo la coda ce la trascineremo a fine giugno, primi luglio, ma insomma il trend, la curva se voi la vedete è la curva classica, però assolutamente in Veneto ha preso una bella piega già dal 10 di aprile, vi ricordo. Noi abbiamo scollinato. Dopo il 10 di aprile avevamo già scollinato. E ovviamente preghiera ai cittadini di non abbassare la guardia, perché in giro c'è sempre qualcuno che è contagioso. Buongiorno Presidente, ciao. Avrei 2 domande. Cosa stanno decidendo per i passaggi da regione a regione a livello nazionale? E seconda domanda, a questo punto della battaglia, si può definire che con le linee guida e con le terapie messe in atto possano essere le armi per affrontare il coronavirus anche in futuro? Sì, tu intendi per linee guida queste linee guida? Sì.
visto che in futuro non avremo più un lockdown assoluto, ma abbiamo gli strumenti per isolare i focolai e per curare anche. Ma sapete che questa è la mia posizione, insomma, è uscita in più occasioni anche se qualcuno ha detto che sono un pazzo. No, magari adesso è confermato. Ecco. Io penso che se noi riavvolgessimo il nastro e tornassimo al 21 febbraio e avessimo l'esperienza di oggi, capite che sarebbe molto più pratico dire ragazzi, si applicano tutte le linee guida che abbiamo nel pacchetto coronavirus e quindi distanziamenti, supermercati, la mascherina, ma noi siamo partiti il 21 febbraio e abbiamo assistito per una 15, anche 20 giorni dibattito sull'uso della mascherina, ma non se si doveva mettere nei luoghi chiusi o aperti, se servisse oppure no. E questo da parte degli scienziati, abbiamo sentito tutti i discorsi che la mascherina la deve portare solo il sintomatico. E le terapie quanto aiutano? Allora guardate, le terapie funzionano, ci sono delle terapie sia con un paio di farmaci che sono quello per l'artrite reumatoide e quello per l'Ebola, evitatemi di pronunciare i termini che sono, cioè danno un premio a quelli che inventano i nomi per i farmaci, funzionano, i cocktail di farmaci funzionano. Io mi permetto di aggiungerci, visto considerato che stiamo costituendo la più grande banca del plasma per le terapie col plasma iperimmune, che sono incoraggianti le terapie fatte, non è ancora autorizzata la terapia, cioè non è ancora validata, è ancora in fase sperimentale, noi facciamo parte di uno studio multicentrico, però è pur vero che la plasmaferesi non l'abbiamo inventata per il coronavirus, esiste da decenni e pensate che noi la pratichiamo a 50.000 pazienti all'anno in Veneto. Quindi siamo pronti, ma siamo anche attrezzati e abbiamo l'esperienza. A questo ci si aggiunge che lunedì ho invitato la dottoressa De Silvestro, quindi avrete direttamente lei che vi dice tutto quello che si può sapere sul plasma rispetto alla parte clinica. Lei ha seguito i pazienti e a quello che stiamo facendo. Ci sono già i primi pazienti guariti che si sono sottoposti al prelievo, ho visto le foto anche stamattina dei direttori che ce le mandano, perché i pazienti ai quali abbiamo scritto vanno al centro trasfusionale della loro ULSE e donano il sangue. E quindi ringrazio tutti coloro che sono guariti, che hanno ricevuto la lettera a casa, che si sono messi a disposizione. C'è bisogno dell'aiuto di tutti. Le regioni? Sulle regioni, guarda, io penso che sia fondamentale non aprire a macchia di leopardo. Capisco le preoccupazioni di qualche collega che giustamente ha, come si può dire, ha l'istinto materno, no? Cerca di difendere il nido e dice la mia regione è più pulita di qualcun'altra. Noi abbiamo dimostrato che il virus, ma lo stanno dimostrando un po' le curve di tutte le realtà che sono state contaminate, no? Pensate Wuhan, Hubei, la Corea del Sud, Singapore, il Giappone, la curva è sempre la stessa, la parte acuta dura 70-80 giorni e poi se ne va. Per cui io spero che si possa veramente aprire tutti assieme, ma anche a livello europeo, anche a livello europeo. Allora, questo non ve lo so dire, vedremo anche gli indicatori, però è pur vero che noi abbiamo necessità di aumentare gli spostamenti, le relazioni, penso anche ai tanti congiunti che sono divisi da 3 mesi, perché al di là degli accordi transfrontalieri che abbiamo fatto, molti sono veramente, cioè io ho parecchi ragazzi che mi parlano del fidanzato o della fidanzata che è a Milano non è una provincia con termine. Prego collega. Emiliano. Presidente, buongiorno. Ciao. Parlo di turismo, le volevo chiedere, siamo stati tutti giovani e questo è il periodo in cui si prenota l'appartamento, si va con gli amici a fare le vacanze, per alcuni è proprio anche la prima vacanza. Volevo capire, ci sono normative, ci sono linee guida proprio legate a questo mondo, anche per dare sicurezza, perché faccio un portavoce insomma delle preoccupazioni dei genitori. Saranno sanificati questi appartamenti, certo. Esco io, arriva un'altra famiglia, un altro nucleo sì, di ragazzi, e in quanti potranno stare dentro? Anche lì un po' di buonsenso, non in 15, anche se l'abbiamo fatto secoli prima, ma a lei la parola, grazie. Guardate, c'è l'assoluta tranquillità, perché ormai ci sono delle linee guida e si sono tutti adeguati, c'è la sanificazione alla base, quindi la sanificazione
diciamo, allo scarico dell'appartamento c'è, ma è sostanzialmente quello che devono fare e che fanno in maniera molto più pesante, ad esempio tutto il mondo degli alberghi e delle attività che comunque danno ospitalità. Direi che questa non è una preoccupazione di tranquillizzare i genitori. Ricordavo però il piccolo dettaglio, e questo lo viviamo anche noi adulti: quando lasci l'appartamento solitamente hai due opzioni: pagare tu le pulizie oppure farle... Ma devi tornare in ferie. Sono serio, ma guardate alcuni genitori preoccupati. Che si facciano le pulizie, gli ospiti che sono dentro e se le fanno, oppure no. Comunque il gestore ha l'obbligo della sanificazione della pulizia. Quindi non è che può dire hanno pulito male quelli che c'erano prima, non funziona più così. A parte il fatto che non funzionava neanche prima così. Diciamo che se prima c'era più tolleranza, oggi non ce n'è più. Bisogna che la sanificazione sia precisa e comunque a campione andremo, lo dico ai gestori, siccome l'extra-alberghiero in Veneto su 480.000 posti letto, considerate ne abbiamo almeno 300.000 di extra-alberghieri, quindi appartamenti, agriturismi e quant'altro, a campione faremo dei controlli, questo è poco ma sicuro. Grazie Presidente. Prego. Ecco, adesso si vogliono prenotati Marco Bonet, poi Gatto e poi la collega. Presidente, non vorrei ascoltarmi le ire di tutta la comunità scientifica, ma faccio una domanda molto secca, cioè a questo punto non si potrebbe riaprire tutto? Cioè mi domando, questo stillicidio di ordinanze, di linee guida nazionali, regionali, ordinanze che aggiustano ordinanze, cioè probabilmente mi metto nei panni del cittadino che sente e ha, diciamo così, l'impeto di dire vabbè, ma a questo punto apriamo e basta. Perché non si può fare? Grazie. Ma perché c'è una gradualità? Perché non siamo ufficio complicazioni e affari semplici? Perché aprire, come abbiamo aperto, le prime attività che erano affrontabili con, diciamo, pensate al fatto, non so, i primi negozi che sono stati aperti, no? Con la gradualità. Oggi dire aprire tutto vuol dire aprire le discoteche, cinema, teatri. Capite che la responsabilità è una responsabilità oggettiva, cioè bisogna che questa sia un'azione di accompagnamento. Ovvio che ci arriveremo, io spero che per il 15 si risolva tutto e quindi condivido la visione di aprire, però lo dobbiamo fare anche con responsabilità, perché al di là degli atti eroici poi chi risponde è il sottoscritto che firma le ordinanze. Siccome io non voglio darvi lavoro, allora preferisco vivere. Nel senso che è un fatto anche etico, no? Cioè, come posso pensare di fare un atto di irresponsabilità? Okay, prego. Collega Gatto. Acceso. Buongiorno Presidente. Ciao. Tornando al turismo, sempre sì, una questione già suonata dal collega. Ieri la Croazia ha annunciato per l'ennesima volta, ha dichiarato che i corridoi, insomma, per quanto riguarda l'Italia non ci saranno, ha aperto altri 10 paesi. So che non è di competenza della regione, ma visto no, che è competenza nostra, sì. Sì, va bene, volevo giusto capire dal Ministero degli Esteri, visto che la settimana scorsa ne avevamo parlato ampiamente, se avevate avuto anche qualche, non so, qualche notizia di qualche iniziativa in più. Ma come si dice? NP non pervenuto. Ma scusate, ma a voi sembra normale? E lo dico perché dico competenza. Noi siamo la prima regione turistica d'Italia. Ormai le ripeto alla nausea sti dati, no? 70 milioni di presenze turistiche, 18 miliardi di fatturato, la prima industria in Veneto è il turismo, c'è il mondo intero che ci guarda perché siamo tra le prime realtà mondiali di turismo e voi dovete spiegarmi come possa il Veneto accettare che ci sia la Svizzera che considera gli italiani degli appestati. E questo è il dato di fatto. La Svizzera dal 6 giugno apre a tutti tranne che all'Italia. Che ci siano altre realtà come la Croazia che vanno ancora in questa direzione. Io penso che qui l'unica soluzione non sia quella di guerreggiare o di fare cagnara, ma sia quella di far valere la vera diplomazia. Questo è un problema del Ministero degli Esteri, è un problema delle diplomazie. Cioè abbiamo tutti questi ambasciatori in giro per il mondo. Cioè noi dobbiamo risolvere questo problema. Cioè non esiste che qualcuno ci cataloghi come la One d'Europa, perché noi abbiamo rispetto agli altri solo un problema, che abbiamo avuto l'infezione prima degli altri e quindi ci siamo guadagnati le prime pagine a livello mondiale perché nel mondo occidentale noi siamo stati quelli che hanno inaugurato
l'emergenza coronavirus. Allora dovete spiegarmi che differenza c'è tra aprire una frontiera con la Francia piuttosto che con l'Italia. A me non risulta che in Francia abbiano fatto un percorso netto con il coronavirus. E poi posso dire, le frontiere, visto e considerato che le frontiere d'attacco, diciamo quelle straniere, sono tutte del nord Italia, perché ricordiamoci questo, il resto è tutto mare, stiamo mettendo anche in discussione la qualità della sanità che eroghiamo noi. Cioè, quindi non è solo un fatto di scambi e di movimentazione, ma anche un fatto di onorabilità del servizio sanitario. Non può passare l'idea che siamo un lebbrosario. Veramente io dico, il Ministero degli Esteri qui deve darsi da fare, ma purtroppo siamo arrivati ai tempi supplementari. Guardate, a me spiace che dire ste robe, no? Perché io non penso che in questo momento non serva a far casino, però è pur vero, da quante settimane ne parliamo? Questa storia dei corridoi, qualcuno esulta, guarda, ma c'è un corridoio possibile, ma possiamo pensare di vivere con i corridoi? Dai! Presidente, su questo... No, era per chiudere il discorso, mi scuso con i colleghi. Ma non dipende anche dai dati del contagio, nel senso che ci sono regioni che fanno ancora... Ma non c'è una regia comunitaria? 6, 7, 8 per 1000 di dati di contagio, cioè c'è il nord-ovest largamente che ha dei numeri che non sono quelli del nord-est, certo, per capirsi. E cioè, non è che è giustificato l'allarme, dico la Svizzera per venire qua deve passare di là, perché noi non confidiamo con la Svizzera. Sì, ma ci sono altri paesi che chiudono rispetto a noi, però il vero tema qual è? Il vulnus dov'è? È nella regia comunitaria che non c'è. Cioè, come fa l'Austria a decidere piuttosto che la Croazia o altre realtà in base a che dati? Abbiamo un riferimento europeo? Non c'è. Che dati europei abbiamo di riferimento? Nessuno mi dice, guarda, questo è il target, se lo superi bene, se no resti chiuso. Ma è tutto fai da te, e questo è il guaio. E quindi io mi rifiuto di pensare che si possa attuare un'apertura a macchie di leopardo a livello europeo, perché questo sta accadendo. Mentre noi discutiamo della Sicilia, della Sardegna e dei tamponi, non tamponi, in giro per l'Europa si sta aprendo a macchie di leopardo, alla bisogna. E secondo me è scandalosa sta roba. Scusa, c'era la collega. Sì, Presidente, buongiorno. Ciao. Una precisazione, non so se ne sia già parlato, per quanto riguarda le spiagge libere, c'è una sorta di regolamentazione, come ci si deve comportare? Beh, c'è sempre il distanziamento, in teoria ci sono anche i sorveglianti, no? Quelle per la spiaggia. Quindi il distanziamento, ovvio che ricade di più sul cittadino, perché non c'è una gestione, no? Per cui uno non è che può dire metto l'asciugamano attaccato a un estraneo, cioè bisogna mantenere il distanziamento, questo è un minimo di sacrificio. Qui dovrebbero essere i comuni che prezzano le spiagge libere, se non ricordo male, le linee guida dicono che i comuni, ove possibile, possono organizzare le spiagge, dopo magari l'avvocato Botteon vi dà anche un approfondimento, però è pur vero che poi tutto dipende da noi, no? Cioè non è che possiamo andare in cerca del picchetto, se non c'è dobbiamo fare in modo di essere distanziati. Certo, giustamente Bottacini dice anche il Piave è lo stesso problema, non è che possiamo andare in cerca del picchetto sul Piave. C'era prima, non c'è niente adesso. Sì, a proposito però della diplomazia, no? E al di là dell'assenza dell'iniziativa diplomatica del Ministero degli Esteri, mi viene in mente che il Veneto fa parte della comunità dell'Alpe Adria, certo. Ci sono austriaci, ci sono mi pare anche croati. No, non ci sono i croati. Ecco, non è che dall'Austria stiamo ricevendo un grande feedback. Beh, da Kaiser sì, dalla Carinzia sì, ma il tema è che l'Austria ha un governo, e questo è il tema, è come se tu parlassi di me e di Conte, cioè non avremo niente da spartire. Conte premier? Sì, vabbè ci mancherebbe. Conte come sindaco no, va bene. Sì, della mia città, cioè Treviso ragazzi. È permessa una domanda extra ordinanza? Prego. Ecco, una domanda facile. Avete la fortuna di avere uno che risponde a tutto. Avete mai sentito uno comment da me? Mai. Beh, insomma... Sulla mia vita privata, sì.
No, ecco, a proposito di impegni, a proposito di Premier Conte, di governo, eccetera, eccetera, il 2 giugno lei sarà qui o sarà a Roma alla manifestazione del centrodestra? No, guarda, io è inevitabile che sia qui. Assolutamente sostengo la manifestazione, ma vorrei ricordarvi che mi è proibito andare alla manifestazione per legge, cioè non c'è movimentazione fuori regione. E peraltro sono qui perché ho la riunione la mattina e tutto quello che si fa tutti i giorni, però vi ricordo che lo spostamento fuori regione a me è proibito. Fontana partecipa alla manifestazione a Milano. No, scusi, Fontana Attilio partecipa alla manifestazione a Milano, non a Roma. A Milano? Sì, no, ma mi ha chiesto a Roma. Vabbè, allora riformulo la domanda, faccio un'aggiunta se è possibile. Dipende dagli orari. Se ci fosse una manifestazione a Venezia? Sì, però dipende dagli orari perché noi siamo qui. Vede che qualche volta i divieti di spostamento, come dire, non tutti i mali vengono per nuocere. Diciamo aiutano i divieti di spostamento. Anche il cambio di redazione è la stessa roba. Va bene. Vabbè, se non ci sono altre domande. Prego, vediamo tutte le linee guida. 3, 4, arrivano verso le 16. Per fare le vostre robe avete già gli elementi, dopodiché vi diamo il materiale. Portate un attimo di pazienza, ragazzi, ve le organizziamo bene. Mi permetto di risottolineare, a parte l'aspetto della mascherina, il tema dei centri estivi, perché ci sono alcuni comuni che chiamano i gestori e dicono no, voi non potete fare nulla, dobbiamo aiutare queste famiglie, per cui abbiamo risolto il problema, ci portiamo a casa noi la responsabilità, i comuni sono sollevati dalla responsabilità, basta applicare questo tema della scheda che abbiamo mandato a tutti da compilare. Avete altro? Prego. Presidente, mi scusi, una precisazione, me lo chiedono alcune persone che gestiscono nidi. Si può aprire con i bambini 2017? No. Ok. È 03. Purtroppo no. Cioè si potrebbe se ci approvano le linee guida che abbiamo già fatto. Ciao. Sono comunque nell'anno di 3 anni, cioè non è che devono aver compiuto gli anni. Posso fare una domanda all'assessore? C'era l'Alda prima. Prego. Ma avete esaurito le mascherine della regione visto che le esibite adesso colorate? No, a dire la verità sono nel magazzino e ho chiesto anche oggi, è un po' di giorni che abbiamo questa qui chirurgica. Queste le ho comprate dalla Cina e siccome si dice che non si trovano, ho provato a comprare altre date sono arrivate. E dopo le compra, sbaglia a comprarle e dopo gli tocca portarle, no? Prego Emiliano. Grazie, volevo chiedere all'assessore Nazzarini, i controlli all'interno delle aziende, io li ho lasciati... Io lascio il posto all'assessore, se poi volete c'è anche... Grazie, in merito... Ci mi dice 2 note sul modello. Uno alla volta e via. Allora, prima l'assessore Lanzarini e poi l'assessore Borghettini. Scusate un attimo solo, metto ciuppa ciuppa. Grazie, buon lavoro. Ci vediamo domani, se ci siete. Grazie. Prego. No, io non posso, Assessore, buongiorno, le volevo chiedere solo un chiarimento. Siamo lasciati con lo Spisal a occuparsi dei controlli nelle aziende, però sembra che a Padova la prefettura abbia coinvolto anche i vigili del fuoco e la polizia, insomma, di Stato. Volevo capire il perché, insomma, di questo. Continuano a fare le verifiche nelle aziende, non ho l'ultimo report, e continuano a fare le verifiche. Poi le prefetture, perché era inserito nel DPCM, hanno attivato un altro tipo di controllo che però non è il controllo che fanno gli SPISA, perché era previsto nel DPCM. Però gli SPISA continuano a fare le verifiche dovute, vi portiamo il report, adesso non ho il report aggiornato, ma comunque continuano a fare controlli.
non ha idea di cosa si occupano quindi i vigili del fuoco, la polizia come tipologia di controlli, perché alla fin fine è sempre legato alla prevenzione in ambito lavorativo. Noi facciamo i controlli che sono dettati dalla sicurezza negli ambiti di lavoro previsti dalla spesa. No, vi dico solo due cose, poi vi arriva tutto il materiale per quanto riguarda i centri 3-17, no? Allora, le linee guida sono le linee guida che noi abbiamo approvato in linee guida regionali e poi approvate anche in conferenza Stato-Regioni. Abbiamo raccolto e modificato alcune linee che erano, insomma, diciamo così, che creavano qualche difficoltà o comunque, insomma, mettevano un po' in difficoltà le famiglie, tipo l'accompagnatore doveva essere sotto i 60 anni, quindi abbiamo scritto preferibilmente sotto i 60 anni, dopodiché quindi questo vuol dire andare incontro anche alle famiglie, che i nonni, insomma, sappiamo, e quindi possono avere delle problematiche, quindi abbiamo recepito questo, come abbiamo recepito poi sempre legato al discorso anche dei lavoratori, c'era un'indicazione che era prevista per i lavoratori sempre sotto, cioè preferire i lavoratori all'interno delle strutture sotto i 60 anni, però sappiamo, non so, che a volte nella ristorazione, pulizie, ci sono anche lavoratori che sono oltre i 60 anni, quindi abbiamo tirato via questa parte. Vi arrivano, poi vedrete, due schede che sono le schede del patto di responsabilità, così si chiama, ed è previsto perché è inserito all'interno delle linee guida tra l'ente gestore e i genitori, rispetto all'ente gestore che deve seguire le linee guida, i genitori che devono fare la sorveglianza attiva sui bambini, quindi sintomi, misurazione della febbre, c'è il minimo sintomo e quant'altro, quindi patto di responsabilità tra famiglie e gestori, e poi appunto la comunicazione con la quale chi organizza un centro estivo comunica al comune, modulo prestampato, cioè quella è l'autorizzazione, e non c'è l'autorizzazione dell'azienda sanitaria. Saltata l'USL. Sì, è saltata l'USL, non c'è l'autorizzazione dell'azienda sanitaria, c'è solo quella del comune. L'USL farà le verifiche, quindi uscirà a fare delle verifiche comunque. Scusi, sono una domanda su questo. Io, genitore di bambino, firmo il patto di responsabilità. Sì. Se poi mio figlio, punta a caso, dovesse essere veicolo di un contagio, a che responsabilità vado incontro esattamente? Ma la responsabilità è quella, credo, insomma, della allora, se il bambino dovesse esserci un contagio, scattano tutte le misure, però quello che noi chiediamo, l'atto di responsabilità, è proprio perché il genitore deve fare una sorveglianza attiva, quindi deve capire se mi metto in galera o se no, assolutamente no. Cioè il genitore deve fare una sorveglianza attiva, deve dire: ma mio figlio stamattina, insomma, ha una linea di febbre, ha un po' di tosse, lo tengo a casa, cioè il patto di responsabilità sia da una parte anche rispetto agli educatori che vedono i bambini, è questo, insomma, è duplice. Però effettivamente, scusi Assessore, a proposito di questo, è risaputo che spesso alcuni genitori, più di qualcuno, a volte mandano i figli a scuola con le linee di febbre. Se invece ci fosse la paura di una punizione più severa, magari ci penserebbero due volte. Cioè, allora, perché spesso succede. Ma quella che se uno nasconde i sintomi, come al lavoro, uno se ha la febbre non può andare al lavoro, quindi anche in questo caso, ma indipendentemente cioè in tutta la vicenda coronavirus, voi sapete, insomma, che uno, cioè se si presenta in un locale ha dei sintomi e quant'altro, cioè comunque ha delle ripercussioni. Quindi, però questo è più un senso di responsabilità reciproca tra l'ente gestore, le educatrici, insomma, che vedono e controllano ogni giorno, e i bambini che partono e vanno da casa, insomma, per capirci. Assessore, posso chiedere, parlando della riapertura delle RSA, c'era una fase in cui si parlava di campagna vaccinale, insomma, non ho capito se è legata soltanto agli ospiti, anche al personale, allora, se mi può far chiarezza, grazie. Sul discorso vaccinale c'è una discussione a livello centrale. Voi sapete, insomma, che il discorso vaccinale anti-influenzale è sempre, ogni anno, raccomandato agli anziani over 65, alle forze dell'ordine e agli operatori del sistema sanitario. Ci sono alcune regioni che stanno insistendo per una maggiore obbligatorietà, però mi sembra che anche le ultime indicazioni dicono raccomandazione, qualcuno dice di abbassare ai 60 anni.
All'interno delle case di riposo già prima si faceva comunque la vaccinazione agli ospiti che ci sono, ma è sempre una raccomandazione. Ma anche in questo caso, visto l'emergenza e quello che abbiamo vissuto, si estenderà anche... Faremo una buona campagna di informazione raccomandando anche agli operatori, non solo delle case di riposo, ma anche a tutto il sistema sanitario, di vaccinarsi come è sempre stata fatta, cercando di rafforzarla. Grazie Assessore. Assessore, scusi, quindi nel momento in cui il centro estivo, la fattoria sociale, il GREST compila la scheda che trova nell'ordinanza pubblicata sul BUR da oggi e la manda al comune, è a posto? Non deve ottenere un timbro per dirgli ok, l'abbiamo ricevuto e tutto? È a posto, una comunicazione. L'abbiamo specificato, è molto semplice, la vedrete. Ok, Assessore Bottacin. Pare che fosse provato per aver rivolto una domanda. Sì, la domanda è un po' d'obbligo perché ieri abbiamo appreso che l'ospedale, insomma, questi ospedali da campo mi sembra che non portino fortuna, perché a Milano è successo quello che è successo, in Basilicata sembra che abbiano tentato di bruciarlo o comunque si sono inferociti. Ieri Zaia ci ha detto che l'ospedale da campo del Qatar al momento è un tendone vuoto. Naturalmente abbiamo capito che la mancanza delle attrezzature pattuite non dipende da voi, però insomma qualcosa è successo. Come mai non c'è stata questa... È successo che prima parla il Presidente, poi fate le domande, poi parla la mia collega, poi fate le domande, io parlo alla fine e mi ascoltate. Perché io l'ho sempre detto, però per fortuna è tutto registrato, quando è arrivato l'ospedale del Qatar, io vi ho detto che è arrivata quella struttura e che non era completa, che non sarebbe servita per quel picco che era già passato, quindi nulla di nuovo. Cosa ho detto? Che sarebbe arrivata una struttura nuova, che dovevamo imparare come si fa a montarla, perché è una struttura che viene gestita nelle emergenze e quindi non stavamo pensando al picco, a quello che abbiamo passato, stavamo pensando a future emergenze. Dovevamo prepararci perché un ospedale smontabile e montabile deve essere montato con delle istruzioni chiare, poi viene smontato, impacchettato nei container numerati dove i volontari sanno qual è il numero di container da cui prelevare il primo, il secondo, il terzo pezzo, eccetera, eccetera, e quindi c'è un lavoro di preparazione per poi utilizzarlo in emergenze future, ok? Bene, quando è arrivato l'ospedale del Qatar, anche questo ve l'ho detto, mancavano delle parti e alcune parti non erano a norma, perché abbiamo delle normative diverse rispetto a molte altre parti del mondo. Per esempio la normativa di prevenzione incendi che c'è in Italia non ha uguali nel mondo, quindi probabilmente i vigili del fuoco stanno facendo questo tipo di controlli che effettuano normalmente sempre. Quello che è successo a Londra, dove sono morti anche 2 veneti, in Italia non sarebbe potuto accadere, tanto per fare un esempio. Quindi quando è arrivato l'impianto elettrico gli abbiamo detto non è a norma, allora ci hanno chiesto a chi potevano rivolgersi per fare il progetto, hanno cercato aziende locali, hanno fatto fare il progetto, hanno visto che il pavimento che avevano proposto non andava bene, hanno trovato una ditta locale che gli sta facendo il pavimento. Tenete presente che poi dopo dovevano cercare anche i posti letto, sono posti letto particolari, no? Perché non è che possiamo stupirci che uno dal Qatar faccia fatica a trovare i letti se noi, o meglio ancora, il commissario Arcuri aveva difficoltà a trovare materiale sanitario in piena pandemia, no? Cioè, non è che mi stupisco. Aggiungo inoltre che loro sono in Ramadan, o meglio, l'hanno finito il 23 maggio, quindi noi abbiamo interloquito e ci hanno detto aspettate fin dopo il Ramadan, vi diamo una risposta complessiva su tutto. Ci hanno chiesto di avere non libretto uso e manutenzione, ma il documento che poi in Italia serve, da altre parti del mondo non serve, di certificazione dell'ospedale, che abbiamo dovuto tradurre in lingua inglese anche, l'hanno fatto i dipendenti della Regione Veneto, Protezione Civile, è stato un lavoro, un pacco di carta grosso così, è un lavoro complicato. Vi ricordo che dipendenti della Protezione Civile che stanno lavorando su questa emergenza, compresa la sala operativa, le famose 10.000 telefonate, sono 25, non è che siamo 110 come altre regioni più vicine, quindi cioè, nulla di nuovo, voglio dire, no?
Io ho interloquito anche formalmente per iscritto già in 2 occasioni, stanno facendo le loro valutazioni, sanno perfettamente fin dall'inizio che o l'ospedale ci viene fornito completo e funzionante oppure a noi non interessa, quindi questo è il dato oggettivo. Però in questo momento siamo in attesa, è finito il Ramadan, il 23, stanno valutando questo nostro documento che gli abbiamo chiesto, dove gli abbiamo chiesto proprio tutto, e adesso ci daranno una risposta, ci manderanno il materiale, poi verrà inserito nell'ospedale, vedremo come si fa a montare. Una volta che si è visto come si fa a montare, se ad ottobre dovesse servire serve, se no viene smontato, impacchettato, messo nei container e immagazzinato qualora dovesse servire per un'emergenza nazionale o internazionale, perché poi dopo una struttura del genere serve a emergenze internazionali. Assessore, scusa, quindi se ho capito bene, quando tu dici, l'aveva già detto anche il Presidente ieri, o ci danno l'ospedale funzionante o a noi così non interessa, facciamo lo scenario peggiore, si blocca tutto, col Qatar non arriva più niente, voi gli chiedete di venire solo a ripetere? Assolutamente sì. No, ma non è che voi gli chiedete qualora succeda, gli abbiamo chiesto all'inizio, mi hanno sempre detto. Cioè noi ringraziamo se ci danno qualcosa di funzionante, se no... Al di là, Assessore, se no le strategie le abbiamo gestite noi, cioè non è che non le abbiamo fatte. Il fatto che abbiamo per esempio riaperto 5 ex ospedali faceva parte delle nostre strategie, quindi non farei un paragone con altre strategie di altre situazioni che non sono confrontabili con noi, che poi ha seguito magari anche qualche consulente esterno particolarmente esperto. Noi ci siamo arrangiati e abbiamo privilegiato la riapertura di 5 ex ospedali, perché comunque non si partiva da zero, ma si parte da una struttura già esistente, ovviamente da adeguare, eccetera, eccetera. E quello che sapete, insomma, i famosi 5 ospedali che non sono stati per fortuna utilizzati, ma che erano pronti qualora ci fosse stato un picco più alto rispetto alle previsioni del modello, che invece ci ha azzeccato. Solo che il Presidente me lo dice all'ultimo momento e io se non lo posso proiettare, poi all'inizio non potevo farlo vedere perché ovviamente avrebbe potuto preoccupare. Adesso se voi lo vedete ci avete proprio imbroccato, no, ci hai proprio imbroccato. Qui c'è la mia collega, può testimoniarlo, l'ho fatto io e lo rivendico. E sì, vabbè, domani ve lo faccio vedere e così vediamo anche il famoso, quando uscivano qualche vostro collega dicendo che il picco sarebbe stato di ricoveri a metà marzo, poi il 20 marzo dice no, sarà più avanti. Era perché il nostro modello diceva questo, e anche l'esaurimento dei casi sostanzialmente ci stiamo avvicinando a quello che era la previsione sostanzialmente. Quella volta che abbiamo fatto vedere come funzionava, c'era una particolare attenzione ai nuovi cluster, ai nuovi focolai. Assolutamente. Non ce ne sono quelli che già c'erano, quelli... No, allora funziona così. Voi sapete che c'è il sistema di biomonitoraggio che raccoglie tutti i nuovi casi positivi. Oggi sono stati fatti non so quanti mila tamponi e sono venuti fuori, mi pare, 9 casi positivi in più. Bene, quei casi positivi vengono inseriti lì dentro, ci sono tutti i dati, si vede subito se è un caso isolato o se è un caso accompagnato ad altri, no, se 2 persone, 1 persona, vengono individuati eventuali nuovi cluster. Per esempio, se si individuano e ci sono di questi 9, 3 sono nello stesso indirizzo, quello è un cluster nuovo e quindi si va a intervenire là isolandoli e sentendo i contatti che hanno avuto, mettendo in isolamento questi. I nuovi cluster è stato inserito nel sistema di biomonitoraggio che qualora ci siano nuovi focolai, in automatico il sistema lo segnali al direttore generale della ULSS di riferimento, in modo tale che il direttore generale vede subito, cioè non è che occorre che stia lì andare a cercarselo, gli viene detto occhio che lì è uno dei vari alert che dicevamo a suo tempo. E non ce ne sono. In questo momento non ci sono situazioni particolari. Finiamo con il modello. Era stato detto a metà aprile 2 milioni di contagiati. No, io non ho mai detto questo, il mio modello non ha mai detto questo. L'aveva riferito il Presidente in più occasioni qui. Rischiamo di andare verso i 2 milioni di contagiati. Rischiamo di andare era il fatto che il primo modello, vedi che Zennaro ha capito subito, il primo modello era quello di dire, siccome non sappiamo cosa sta per succedere, andiamo in letteratura e vediamo cosa succede se c'è un'epidemia con un indice di contagio
ipotizzato all'epoca sulla base di quello che era successo da altre parti del mondo e dove ci avrebbe portato senza manovre correttive. E veniva fuori una curva esponenziale, poi se avessi qua ve lo farei proprio vedere fisicamente, e che ci avrebbe portato fuori scala in tempi rapidi. Fuori scala vuol dire che avremmo occupato tutti i posti letto di terapia intensiva, tutto quanto. Quindi noi abbiamo agito su due fronti: da una parte potenziando la capacità di risposta sanitaria, quindi aumentando il numero di posti letto, ok? Quindi per inseguire questa curva esponenziale, e dall'altra cercando di abbassare questa curva esponenziale, e abbassandola con quali strumenti? Sostanzialmente due principali. Il primo è quello che conosciamo tutti, quello delle limitazioni, no? le varie ordinanze, il lockdown eccetera. E il secondo, che in realtà è il primo che noi abbiamo adottato, è stato quello di andare a rincorrere il virus e isolando i positivi che sono attorno al nuovo caso che viene individuato. Isolando quelle persone si interrompono tutta una serie di nuovi fronti di contagio e quindi lì si blocca, e così via. Abbiamo bloccato tutte le espansioni del virus con questo modo qua, insomma, andando a rincorrere il virus. Lei dice che non è mai stato detto l'11 marzo, quindi quando già era chiusa quando già c'era il distanziamento sociale, quando già eravamo tutti in lockdown, il presidente Zaia, sulla base del modello vostro, ha detto rischiamo. Sulla base del modello nostro? No. Ripeto, sulla base del modello nostro dei primi giorni c'era la previsione che potesse essere esponenziale, arrivando a anche questi 2 milioni di contagi, ma dopo abbiamo agito con le misure correttive e l'11 marzo già si vedevano gli effetti della variazione di curvatura. L'altro è agli atti, comunque. È agli atti delle unità di crisi, che è una cosa un po' più importante. Insomma, sono agli atti le dichiarazioni. Sì, beh, anche le mie sono agli atti, ho sempre detto quello che ho appena detto. Sul Qatar avete... Poi il modello l'ho seguito io, penso. Sul Qatar avete avuto risposta, al di là delle lettere che avete mandato? Sì, no, formali no, abbiamo avuto interlocuzione con chi è stato qua, che ci ha detto stanno valutando appunto, per quanto riguarda il pavimento, no, da quello che mi risulta hanno fatto l'ordine. Per quanto riguarda l'impianto elettrico hanno fatto il progetto, perché l'ho visto, ce l'hanno dato e l'abbiamo allegato al famoso documento di certificazione sto parlando del nuovo impianto elettrico con la norma naturalmente italiano, e sulle altre questioni appunto abbiamo avuto interlocuzioni che stanno facendo le valutazioni anche economiche di tutto quanto, credo stiano chiedendo preventivi e cose di questo tipo, più di questo non lo so, insomma, col fatto che fino al 23 erano in Ramadan, quindi ci hanno chiesto di avere un attimo di pazienza. Assessore, buongiorno, mi scusi, per quanto riguarda il modello, un paio di domande. Allora, innanzitutto, fino a che periodo può arrivare? Cosa ci dice oggi e delle prossime settimane o mesi? Se volete ve lo faccio vedere nei prossimi giorni, faccio vedere il grafico, cosa dice, quindi lo vedete. Cioè, Intanto non può anticiparci. No, vabbè, ormai avete visto, no? Siamo già dalla prossima settimana, si va sotto i 100 casi di ricoveri positivi totali, quindi sia insomma fra terapie intensive ed altri, e verso la fine di giugno si esaurisce. Se non c'è un altro, grazie e ci vediamo domani. Questa era la conferenza stampa del presidente Luca Zaia prima, poi abbiamo sentito anche gli assessori. Ci sono importantissime novità che riguardano soprattutto l'uso delle mascherine, saranno contenute nell'ordinanza che arriverà nelle prossime ore, ordinanza regionale, lo ricordiamo, che arriverà nelle prossime ore, sarà valida fino a metà di giugno, quindi probabilmente potremo fare a meno delle mascherine in molte situazioni, soprattutto all'aperto dove non ci sarà il rischio di avvicinarsi troppo ad altre persone, ma tutto sarà scritto nero su bianco sull'ordinanza che arriverà fra poco. Non appena l'avremo, la pubblicheremo anche sui nostri social, sul canale Telegram, quindi state con noi. Per quanto riguarda la nostra informazione, noi torniamo fra poco, facciamo solo una breve pubblicità.